Marzo viene, guerra va. Marzo viene, guerra va. Non c'è solo il Covid da cacciare in questa fine inverno, ma anche la guerra scoppiata in Ucraina ha Resana grandi e piccoli a sfilare insieme per le strade del paese, riproponendo l'antica tradizione veneta del battimarzo, il battere su pentole, coperti, bidoni per svegliare la primavera e le forze positive della natura. Un'usanza che risale a quando l'anno si faceva incominciare proprio il 1° marzo, proseguita fino alla caduta della Serenissima. Tutti quindi radunati in piazza Donatori per poi sfilare facendo più rumore possibile. Abbiamo cercato di far paura agli spiriti cattivi dell'anno scorso. In primis il Covid, il governo le ha approvate tutte, ha approvato il vaccino, anche se è grosso. Noi invece abbiamo applicato un'antica usanza e ce l'abbiamo fatta, secondo me. E poi, visto che già c'eravamo, abbiamo anche cercato di spaventare la guerra e speriamo di esserci riusciti. Buon Caodeano a tutti. In oltre 300 hanno partecipato alla manifestazione. Speriamo davvero che il rumore di questa sera, il rumore dei bambini che hanno suonato i tamburi anche, sia il rumore che dobbiamo sentire, non sicuramente il rumore delle bombe.